capitato di vedere un legista puntuale, un legista puntuale, ma dai, sono le 7:30, eh, cosa dobbiamo fare? Non lo so quest'oggi, vogliamo essere puntuali, non è mai successo, o in anticipo o in anticipo. Eccoci puntuali alla rassegna stampa, buongiorno, buon mattino, Sammy Varin, certo, Francesco dall'altra parte del vetro che non c'è, ma soprattutto tutti voi, cari amici vicini e lontani, tocca al vetro, adesso iniziamo anche a fare i mimi, no? Tocchiamo, sognando di toccare chissà quale cosa, un giornale, magari un quotidiano, manco quelli ci sono, niente. Buongiorno a chi ci segue da vicino, buongiorno a chi ci segue in giro per il mondo. Certo, sono sempre più gli amici che formano gruppi d'ascolto anche all'estero, ragazzi miei, in giro per il mondo sul sito radiolibertà.net o attraverso la app di Radio Libertà ad ascoltare la rassegna stampa di Sammy Varin. Grazie. Buongiorno a chi ci segue da casa in TV, canale 252. Chi sta bene, chi purtroppo non sta bene è a letto e teniamo una compagnia incredibile. Anche qui mi fa un grande piacere e un onore e un privilegio tenervi compagnia con questa rassegna stampa poco seria rispetto alle altre, anzi direi quasi una cavolata rispetto alle vere rassegne stampa, ma cerchiamo anche di sdrammatizzare le situazioni che arrivano con un po' di verve che mi date voi direttamente ascoltatori, perché questa è l'unica rassegna stampa interattiva con voi, cioè voi in tempo reale mi scrivete al 340 67 09 659 e mi guidate tra un quotidiano e l'altro e mi date il vostro giudizio su quello che io vi racconto, mi invitate anche a fare cose, a volte anche volgarmente, ma va bene, l'importante è esserci, l'importante è interagire, avere voglia di vivere anche in questo mercoledì 5 febbraio 2025. Finita la voglia di vivere, basta, tutta questa verba, basta, dove sei finito? Sammy Varin, siamo qua, no, stavo guardando le notizie della notte che non sono pubblicate sui quotidiani, mi viene quasi voglia, è inutile leggere i quotidiani, se durante la notte sono successe altre cose, niente di grave per fortuna, sono sull'agenzia ANSA, che ansia, Trump, il controllo USA di Gaza, già questo si iniziava a parlarne sui quotidiani, poi chiaramente hanno dovuto chiudere, è una notizia arrivata proprio durante la notte, il controllo USA di Gaza, quindi gli Stati Uniti si occuperanno del controllo di Gaza, sarà a lungo termine e la frasettina, senti qua che bella, diventerà la riviera del Medio Oriente. Cioè voi italiani che finora siete andati a fare le vacanze in Egitto, ma per favore, barboni, straccioni, si andrà a Gaza City, sarà la riviera del Medio Oriente, sicuramente costa di meno dell'Egitto che già costa meno e soprattutto farà schiumare di rabbia gli egiziani che sono lì a Dupas e tutti invece vanno in vacanza a Gaza. E che Gaza? I legami tra USA e Israele sono indistruttibili, ha detto Trump in conferenza stampa con Netanyahu, ribadendo che i palestinesi devono lasciare la striscia, vivere in altri paesi in pace. Cioè gli egiziani sono lì che dicono: ma scusa, cioè, non ho capito, fai la riviera a Gaza e arrivano di qua tutti gli amici dei terroristi, non scherziamo. Hamas dice il piano di Trump per Gaza è ridicolo, vabbè, però intanto è pronto ad ascoltare. Capite un attimo che è arrivato Trump, sta cambiando molto con la sua decisione, tipo deciso, riesce ad aggiustare le cose, anche se poi non fa proprio quello che dice, ma le aggiusta, obbliga gli altri ad andare lì e a contrattare. È un po' come, certo, quando vai al mercato in un qualunque negozio in Medio Oriente, bisogna contrattare. Ecco, questo Trump è abbastanza bravo. Andiamo sul Corriere, e anche qui il Corriere, il sito elettronico del Corriere, il piano di Trump: via i palestinesi da Gaza, via, sarà la riviera del Medio Oriente.
prendiamo un po' di sole, sì, non c'è un cazzo, però adesso prima o poi la faranno qualche casa, cioè, ci vorranno 10-15 anni, hanno spiegato, a fare su qualche casettina, e quindi nel frattempo, e invece i palestinesi dicono no, oh, questa è la nostra terra, di qua non ce ne andiamo. UKP, questa è la vostra casa, ma la casa non c'è più. Sull'Iran, altra frasettina capitale, ha detto il nuovo capo dell'America: se mi uccidono verrà annientato, verrà con 2 R, quello che scrive sul Corriere, va bene che sono le 7 del mattino, però ce ne mettiamo una R in più, tanto così per... Se mi uccidono verrà annientato, così ha detto Trump, ha lasciato detto quindi che se dovesse essere ammazzato dall'Iran, l'Iran farà una brutta fine. Questo è il sito del Corriere, vediamo Repubblica. Devo scendere, no, non parla proprio, qui si dice Gaza, atterraggio dentro il deserto della Striscia, c'è un reportage che svolazzano in elicottero intorno a Gaza i giornalisti di Repubblica, poi in Parlamento, va bene, adesso ne parlo, niente, non interessa, poi questa nuova disposizione video non favorisce certamente il comprendonio variniano, meglio così, ci tuffiamo sui quotidiani, ragazzi miei. Sì, dai, godiamo dei giornali, anche perché quest'oggi almeno uno lo dovete comprare. Signori, oggi faccio veramente lo strillone, il giornalaio, devo obbligarvi ad acquistarne almeno uno, perché sono pieni di belle notizie che ci piacciono, magari state già pensando a cosa alludo, e quindi un giornale, magari non uno dei soliti, comprate un giornale strano, famolo strano stamattina, uscite di casa, fate il vostro passeggino, oppure state andando in ufficio, mi ascoltate dall'auto, fermi lì dall'auto, fermatevi davanti a un'edicola, entrate, guardate negli occhi l'edicolante, è marocchino, che importa, comprategli un giornalino e godete magari, che so, del quotidiano Il Manifesto di quest'oggi, ma lo spiritoso, semivarinoso, e titola Melina, e c'è la Meloni. Questa è la Meloni, ma è diventata Melina sul Manifesto. 15 giorni dopo aver liberato il boia libico El Masri, chissà perché lo chiama El Masri, non Al Masri, non lo so, adesso sono in confidenza. Oggi il governo si rassegna a informare il Parlamento, ma non parla Meloni, per quello che è diventata Melina, perché fa Melina. La battuta! Ma non parla Meloni, che si nasconde dietro i ministri Piantedosi e Nordio. Certo, ci vuole poco a nascondere la Meloni, pronti a dare ogni colpa alla Corte Penale Internazionale e, se serve, a invocare il segreto di Stato. Insomma, l'avete scoperto, Meloni fa Melina, ma soprattutto oggi saranno tutti in TV. Fumetti in TV, www. Dopo mezzogiorno, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai 6, 7, tutti a sentire che cosa dirà Nordio e Piantedosi. La Meloni fa Melina, però alla fine l'opposizione l'ha avuta giusta, cioè hanno rotto le balle, ci vuole la diretta, e gli hanno dato anche la diretta. La Meloni non c'è. Sappiatelo. Questo il titolo del giornale che vi consiglio chiaramente caldamente di acquistare, Il Manifesto. Almeno loro sono chiari, almeno dicono le cose che pensano, mentre molti altri dicono quello che gli dicono di dire. L'Unità, anche qui tu dici, ma cioè, che cavolo di consigli ci dai questa mattina? Vabbè, mi piace essere forte, impetuoso, come un caffè senza zucchero. L'Unità di quest'oggi, clicca. Meloni ha paura e fugge, si rifiuta di riferire al Parlamento sul caso Al Masri, quella che io non sono ricattabile. L'editoriale naturalmente di Piero Sansonetti, che tra un'ospitata e l'altra su Rete 4 è a tempo anche di leggere e di scrivere un editoriale. Si scherza, naturalmente siamo felicissimi che Sansonetti sia sempre in TV, anche perché, ribadisco e disco riba, c'è bisogno
C'è bisogno di qualcuno che, al di là, insomma, della politica, sia impetuoso anche dal punto di vista della sinistra. Ecco, gli altri di sinistra, più che parlare di immigrati, non fanno, lui invece, fammi andare su, dove vado? Dai, un altro titolo un po' bello quest'oggi, riformista. Il riformista che titola L'oro nero, che guardando poi la foto sono tutti neri africani, ti viene più da dire l'uomo nero. Ho letto bene? È proprio l'oro nero, il business dei migranti tra illegalità e spauracchi. A quando una riflessione seria e attuale sui flussi? Caso al Masri, Nordio e Piantedosi alle 12:15, signori, quando avrete la forchetta in mano, in aula e naturalmente, come vi dicevo, tutto in diretta. Wow, wow, wow! Il secolo d'Italia titola Senza parole, con due belli esponenti della sinistra in primo piano, sinistra muta, sull'inchiesta Click Day. Meloni intervenga l'antimafia. Ed effettivamente una delle notizie esplose sui quotidiani quest'oggi. C'erano già ieri queste cosettine, ma un piccino picciò. Oggi proprio esplode la notizia di quel tesoriere piddino, e insomma, che faceva affari. E che affari? Tu dici, ma niente di nuovo, ma ci mancherebbe niente, c'è sempre avvenuto. Quanti l'hanno detto? Lo so, ma non era proprio uno ufficiale del PD, anzi ex PD, perché non lo è più. E allora partiamo proprio da questa notizia che è in apertura sul quotidiano Il Giornale di quest'oggi. Campania, le carte shock. Il virgolettato: con i migranti facciamo i soldi. L'inchiesta che travolge il PD. Il tesoriere Dem Salvati si occupava dei documenti falsi per i permessi. Era stato confermato dalla Schlein. E ancora il virgolettato: facciamo soldi, facciamo più soldi. Dai, anche voi a casa, facciamo soldi, facciamo più soldi, facciamo soldi, facciamo più soldi, facciamo soldi, facciamo più soldi. Vai, qui ci vuole Gabri The Sound che mi mixi questo pezzo. Facciamo soldi, facciamo più soldi, facciamo soldi, facciamo più soldi. Gabri The Sound, ci sei? È il nostro DJ che ci ascolta poi davvero, e mi guarda con una faccia di compatimento, dice: poverino, ma poverino un corno, dobbiamo essere più incisivi. Cosa volevi, una rassegna stampa? Cioè mi devo mettere qua così con salve a tutti, da Sammy Varin, buongiorno. Mi sono addormentato. Quasi, cioè, capisci che la nostra è una rassegna stampa da guerra, da bombardamento. Noi non abbiamo un microfono, abbiamo un fucile. Dobbiamo utilizzarlo questo fucile, non essere moscioni. No, moscioni, ce lo abbiamo molto duro e dobbiamo farlo vedere a tutti. Politicamente, certo. Facciamolo vedere. Cosa vuoi vedere? Facciamo vedere che ce lo abbiamo duro, che abbiamo un buon carattere, che bravo, va avanti a mostrare il giornale, che c'è Francesco che si va a fare una camomilla, no? Allora non ti ripeto la frase, però è questa: facciamo soldi, facciamo più soldi, facciamo soldi, facciamo più soldi. L'ha detta lui, l'ha detta Salvati del PD, non è uno scherzigno del Semmivarigno. A pagina 211 dell'ordinanza di custodia cautelare, Raffaele Nappi, la mente del sodalizio, in una intercettazione catturata dagli inquirenti il 22 gennaio 2022, sintetizza con mirabile chiarezza lo scopo nobile dell'organizzazione criminale che aveva creato un business milionario sull'immigrazione. È chiaro che oggi, se uscite di casa, io comprerei il quotidiano Il Giornale.
Riferiscono in Parlamento, Nordio e Piantedosi oggi in aula, l'affare Al-Masri in diretta TV. E allora vai con il carnevale dell'opposizione. Di cosa ti travesti quest'oggi? Dai, non ci sono più neanche travestiti a Sanremo, cazzo. Quest'anno non avremo nessuno in reggicalze. Ma è possibile? Ci metteremo noi a guardare Sanremo con reggicalze? Saranno tutti vestiti normali. Un Sanremo normale. E non si sa se fanno entrare Vannacci. Anche questa è una notizia che pissi bau bau, ve la dico subito, non si sa se Vannacci potrà entrare a Sanremo. Voleva cantare, chiaramente, gli avevamo preparato anche la canzone, non vi dirò il titolo, non si sa se lo fanno entrare. C'è l'assessore Piddino, mi sa che di mezzo, Alessandro Sallusti, il suo editoriale sul Giornale. Oggi sia alla Camera sia al Senato va in scena la più classica delle commedie di cui è capace la politica. I ministri Nordio e Piantedosi sono chiamati a riferire sul rimpatrio del generale delinquente libico Al-Masri, incautamente arrestato una decina di giorni fa, mentre era di passaggio a Torino su mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, emesso, guarda caso, un minuto dopo che il ricercato aveva varcato il confine tra Germania e Francia. Insomma, appena arrivato qui da noi in Italia. Sul perché ce ne siamo velocemente liberati, abbiamo scritto fino alla nausea, sicurezza nazionale, stante l'alta probabilità di ritorsioni anche violente nei confronti dei nostri concittadini e delle nostre aziende che vivono e operano in Libia. Le opposizioni tutte stanno preparando lo show a favore di telecamere, un concentrato di retorica e stupidità di cui abbiamo avuto più di un assaggio negli ultimi giorni. Governo complice degli assassini, Meloni complice dei torturatori. Ci vorrebbe il capio di Leoni Orsenigo, ragazzi, glielo prestiamo, dai, siete delle mammolette in nostro confronto. Ci sta. Fare cagnara è il mestiere dell'opposizione, di questa opposizione in particolare, data la sua inconsistenza. A proposito di questo, ricordo una fulminante battuta, a proposito di questo, ci vorrebbe una virgolettina, ma no, una fulminante battuta di Adriano Galliani ai tempi in cui era senatore di opposizione di Forza Italia, governo Conte. Com'è fare il senatore di opposizione? Inutile e frustrante. È come passare il tempo a vedere due che fanno l'amore e dover urlare tutto il tempo. Ma come lo fate male? Ma proprio non sapete farlo. Intanto loro lo fanno e noi facciamo pippa. Mi sembra chiaro il termine. La metafora ardita di Galliani ben spiega che ci sono certe cose che competono solo al governo, e tra queste sicuramente tutelare la sicurezza dell'Italia e degli italiani è tra le più importanti, costi quel che costi. Morale ed etica vengono dopo. Sono certo che a parti inverse sarebbe accaduta la stessa cosa, e chissà quante volte è successa senza che lo abbiano saputo, altrimenti vorrebbe dire che le sinistre italiane rappresentano un pericolo reale e concreto per tutti noi. In questa storia certamente ci sono cose indicibili, e infatti oggi in aula non saranno dette, sempre per non mettere a rischio il paese. Il resto è folklore, cinico gioco sulla pelle degli italiani. Del resto stiamo entrando in tempo di carnevale. Quindi preparatevi allo show, oggi ore 12:15 su tutti i canali Rai in tempo reale, lo show dal Parlamento per sapere cosa mai diranno su questo Al-Masri, ma soprattutto cosa dirà e cosa farà l'opposizione. Meno male ci divertiamo un po', scusami. Luigi Mascheroni, a proposito di cose strane, riprende l'intervista che campeggiava ieri con Minniti. Non ce ne siamo curati perché Minniti effettivamente ormai ne fa una al giorno, è diventato l'eroe sia di destra che di sinistra. Luigi Mascheroni, giù la maschera, oggi siamo sempre sul Giornale, scrive: che bel movimento. Ieri abbiamo letto con interesse l'intervista rilasciata da Marco Minniti, già ministro dell'interno nel governo Gentiloni, sulla questione Libia.
Minniti è un politico serio, un uomo d'ordine, figlio di un generale, vicino ad D'Alema e ligio al PD, da sinistra considerato un parafascista, da destra un pericoloso comunista. Comunque l'intervista non si può negare, spicca per intelligenza quando spiega che cosa vuol dire la ragione di Stato e per onestà quando chiarisce che la questione migratoria va affrontata senza strumentalizzazioni. Sto gesticolando mentre parlo perché Minniti fa sempre così, carinissimo. Però c'è un punto che ci ha disorientato, sentite qua, ed è dove Minniti propone di non chiamarle più migrazioni, ma movimenti di persone. Apprezziamo l'umanità, ma è la vecchia pericolosa pretesa di volere cambiare la realtà partendo dalle parole. È lo sdoganamento di un fatto attraverso l'addolcimento dei termini. Clandestino diventa prima migrante, poi risorsa, quindi persona che si muove, domani sarà viaggiatore, dopodomani turista e alla fine ha ragione Salvini quando li chiama vacanzieri. Ma poi persone che si muovono. Non è un po' vago? Anche sulla Varese-Milano alle 7 del mattino ci sono un sacco di persone che si muovono e non ti dico in metropolitana che movimento che c'è, e a Roccaraso ultimamente ci sono migliaia di persone che si muovono e quindi e infine scusate il dubbio, ma come mai queste persone che si muovono poi si fermano sempre da noi in Italia e dopo non si muovono più? Punto di domanda. Bello l'editoriale di oggi di Luigi Mascheroni, giù la maschera, che bel movimento, sul quotidiano Il Giornale. Chiaro che mentre parlo siete invitati a commentare ciò che vi dico scrivendo un WhatsApp al 340 6709 659, lo ripeto per i nuovi ascoltatori, sveglia sveglia sveglia, 340 6709 659. Io tra 10 minuti comincio a leggere i vostri messaggi, vi avviso. Il Corriere della Sera, signore e signori, alta tensione sui migranti. Meloni attacca il PD sull'arresto del tesoriere a Salerno, si speculava sui permessi. Mantovano al Copasir, al Masri oggi ministri in aula. Crosetto, torniamo all'immunità parlamentare. Sotto attacco per il libico al Masri liberato e accompagnato con un volo dei servizi, proprio oggi se ne discuterà in aula, la Premier reagisce, l'immigrazione non può essere lasciata in balia della criminalità e il riferimento è tutto al tesoriere PD arrestato a Salerno. L'intervista con il ministro della difesa, oggi c'è Crosetto, c'è Crosetto sul Corriere, ora un patto istituzionale tra politica e magistrati. Lo vedo da 30 anni, dice Crosetto, non parlo della magistratura in generale, ma di frange di questa, di pezzi di correnti che pensano che il potere legislativo ed esecutivo debbano essere sottoposti a una sorta di controllo e autorità morale che si sono autoattribuiti, tenendo sotto scacco tutti. Serve con urgenza, spiega il ministro, un patto istituzionale. Oggi Crosetto sul Corriere. In centropagina la Svezia, orrore in Svezia, spari nel campus per adulti, una strage, almeno 10 vittime, morto il killer, escluso per ora il terrorismo. Chiedo scusa. Poi la frase di Trump e l'Iran, ma ne ha dette altre questa notte che non appaiono sui quotidiani. Trump e l'Iran, se mi uccidono, verrà annientato. A portare fortuna a tutti voi c'è oggi sul Corriere l'intervista a Mario Monti. L'Unione Europea stia attenta, il mercato va difeso. L'Europa, dice l'ex premier Mario Monti, e ora se non erro, senatore a vita, è già diventato prima, no? Difenda il suo mercato e stia attenta a chi vuole dividerla e non abbia paura di Trump. Cappellino di Trump a Mario Monti. Il caffè di Massimo Gramellini, l'isca d'attesa. Attenzione, questo è un argomento molto trasversale. Quel medico che ha operato la sua gatta all'ospedale, era ad Aosta se non erro, e
pensavamo tutti che fosse una buttata, invece è vera questa notizia. Fuori dall'orario di lavoro, non c'era nessuno in attesa fuori, la sua gatta è caduta dal balcone al 6° piano e ha deciso di operarla di urgenza, ma lui non è un medico dei gatti, è un medico degli esseri umani. Ma su questa notizia, ragazzi, voglio il vostro parere, perché c'è stato un coinvolgimento gigantesco. Oggi ne parlano tutti i giornali. È una cacchiata? Forse sì, però c'è anche l'amore verso gli animali, signori, che non è di destra né di sinistra. Forse si sono più arrabbiati questa volta quelli di sinistra, ma ne fanno una roba politica, perché il medico è marito di una senatrice della Lega. Che la Lega c'entra in qualche modo, di sicuro. C'era Vannacci che guardava. Molti umani in lista d'attesa proveranno un senso di comprensibile invidia per Atena, la gattina aostana caduta dal 7° piano e salvata dal radiologo Gianluca Fanelli, a cui è legata da vincoli di convivenza. Il dottor Fanelli, come raccontato sul Corriere da Floriana Rullo e Angelo Rossano, ha raccolto la sua Atena più morta che viva e l'ha portata in ospedale, dove le ha fatto immediatamente un attacco. La cosa si è saputa in giro, tanto più che il dottore è sposato con una senatrice leghista, che mai c'entrerà. Insomma, tutto ha congiurato a montare un mezzo scandalo, ma mi pare che si possano isolare un paio di punti fermi, scrive Gramellini sul Corriere. Uno, dice giustamente il dottor Fanelli, Atena non ha goduto di una corsia preferenziale perché erano già passate le 20 e a quell'ora in coda per l'attacco non c'è più nessuno. Buono a sapersi, dopo le 20 siamo tutti lì. Ma allora, appurato che alle 20 l'attacco è sempre libera da impegni, non si potrebbe tenerla accesa fino alle 23, non solo per le urgenze umane o feline, ma per smaltire i biblici arretrati? Punto 2. Il dottore sostiene di non sentirsi in colpa per avere salvato un gatto, e ci mancherebbe, la vita è sacra, però quello non era un gatto qualunque, era il suo. Siamo sicuri che avrebbe fatto l'attacco anche al gatto di uno sconosciuto? Perché alla fine, nella sanità come nel resto, la vera differenza di trattamento non è tra quadrupedi e bipedi, ma tra raccomandati e no. Lo aveva già capito George Orwell, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Così Massimo Gramellini prende l'argomento del giorno, quindi che divide moltissimo, ma c'è un affetto incredibile verso questa gattina. Cosa ne pensate? L'avreste fatto anche voi? Punto di domanda. È un medico che prende la sua gattina, la porta nell'ospedale, la opera, ma non c'era nessuno fuori ad aspettare. Adesso chiaramente verrà indagato, eccetera, eccetera, arrestato lui e la gatta. Stiamo a vedere. Scrivete il vostro responso 340 6709 659 mentre vado sul Fatto Quotidiano, che porta bene leggerlo di prima mattina. Scandalo al Masri, il ministro oggi in aula con Piantedosi, Nordio nuova piroetta, imprecisioni dall'AIA, il virgolettato. Smentita Meloni, non decise il governo per la sicurezza della nazione, l'errore fu della CPI e ora torna al limite di 45 giorni per le intercettazioni. C'è un virgolettato nella cattiveria, un virgolettato 4 ruote, con 2 bicchieri di vino si può stare al volante, ma restano troppo pochi per fare il ministro della giustizia. Ma che ridere, ragazzi! Sempre sul Fatto Quotidiano si parla di salva abusi, Sala avverte il PD e litiga col Consiglio Comunale. I Dem a Milano per la prima volta si sfilano dalla discussione sulla norma. Pure al Senato i contrari crescono, più di 100.000 euro per lo spettacolo dell'europarlamentare prima del voto. Oh, ragazzi, cioè stanno litigando per una roba che hanno voluto loro. E soprattutto il centrodestra gliela data questa cosa. Misteri, apparizioni, sparizioni, ma sta per arrivare la pausa, mancano pochi secondi, faccio in tempo a leggervi la prima pagina del Resto del Carlino. Caso Al Masri,
I ministri oggi in aula, poi in centropagina strage al campus, la Svezia, e la Cina che risponde agli USA, dazi su gas, carbone e petrolio. La riforma in arrivo nel campo della sanità, le ipotesi, medici famiglia da autonomi a dipendenti. Cosa ne pensate? E poi, interessante, a pagina 24 c'è un'analisi dei testi delle canzoni di Sanremo. Che disagio a Sanremo solo a leggere i testi delle canzoni, che li ha scritti sempre quei 3 o 4, quindi problematici sono, ma è gente che fa soldi, ricordiamolo. Ci fermiamo, c'è la pausa, certo. Ogni mezz'ora Sammy Varin lancia un artista indipendente, molto spesso assolutamente sconosciuto a livello nazionale, ma conosciutissimo dai suoi adepti e molto spesso più conosciuto all'estero che in Italia. Oggi abbiamo anche la presentazione, la vuoi sentire prima? Lo chiedo al nostro regista Francesco. Dai, l'ho trovato per caso su Instagram, ragazzi miei, ci si imbatte in roba buona. È un pianista e compositore con base nelle Marche, vincitore di concorsi nazionali e internazionali. Su Instagram propone un pezzo alla settimana, fa tantissime cover ma anche roba originale. Sentiamo la presentazione di Sam Giacomozzi. Salve a tutti, sono Sam Giacomozzi, un pianista marchigiano, da tempo attivo sul fronte piano cover, colonne sonore, inediti. Ho delle scuole di musica e per me la musica è la massima possibilità di condivisione. Per questo motivo ringrazio Sammy Varin della possibilità e auguro a tutti voi, ascoltatori di Radio Libertà, un buon ascolto. Buona musica a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Fa bene alla salute, ascoltare un po' di pianoforte alle 8 del mattino. Just the Way You Are, Billy Joel, nella bella versione di Sam Giacomozzi, che trovate facilmente su YouTube, tantissime cover, ma anche tantissima roba originale. Fa piacere averlo inserito nella programmazione indipendente di Radio Libertà, avremo modo quindi di sentirlo spesso, li facciamo girare una volta alla settimana. Ancora il buongiorno, 4 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, ma anche da quelli che ci seguono in replikin, perché questa rassegna è così bella che la replichiamo anche la sera dalle 20 alle 21 in versione short.
con i vostri messaggi arrivati al 340 6709 659. Se siete di tra il gnacca e il petacca, scrivo, scrivetemi adesso che ve lo leggo immediatamente. Signor Sammy, conosciuto meglio al mondo come Samuel, non lo sapevo. Buon mercoledì. E allora andrò a morire in Albania. Mi hanno stancato questi giudici padroni e pretendono che i giovani vanno a votare come buttare 5 centesimi in un tombino, che non fanno decidere al governo legittimo. Una puzzolente vergogna. Sinistra puzzolenti, ci sentiamo un po' tutti puzzoni, devo dire. Buongiorno Sammy, questa è di ieri. Ti scrivo non sapendo se i giornali ne danno notizia, ma a quanto pare l'agenzia Ansia, afferma che in Svezia le pistole si animano magicamente e sparano da sole. Sammy, aiutaci tu. E allora vediamo l'agenzia Ansia che dice 5 persone sono state colpite da un'arma da fuoco in una scuola nella Svezia centrale. La sparatoria è avvenuta a Orebro, 200 km a ovest di Stoccolma. Secondo la polizia l'entità delle ferite non è ancora chiara. Quindi 5 persone sono state colpite da un'arma da fuoco in una scuola della Svezia. Bella, siamo a carnevale, ogni scherzo vale. Buondì Sammy, oggi un grande dubbio. Secondo te chi è la persona più brutta fisicamente tra l'influencer napoletana, quella tettona, cosa c'hai da dire contro le tettone? E l'abbronzato abbronzato. Oh, questa citazione calderoniana, Dimmelo tu che sei un esteta, Valentino. Non avrai il mio scalpo, l'ho già perso per strada. Chiaro che questo Lammacoc che ha preso il posto di Sumaoro e pare che sia quotatissimo, ragazzi, e comincia a essere intervistato in televisione e adesso cominceremo a vederlo in giro. Speriamo che non faccia la fine di Sumaoro, chiaramente glielo auguriamo, e poi vi leggo anche di lui. Ma Sammy, quelli della sinistra invece di dormire farebbero bene a loro stessi, a tutti noi, se si inventano le cose più idiote che si possano immaginare. E oggi vedremo in Parlamento di sicuro cose da circo. Certo, fogliacci tipo Manifesto, Domani, Unità e Repubblica che continuano a dare del fascista razzista al governo, se realmente fosse così sarebbero già stati chiusi, scrive Marco. L'opposizione si vestirà in abiti da dominatori sadomaso, il loro QI è quello. Oggi alle 12:15, non mancate la diretta, no, mica sul nostro canale, ma su tutti i canali Rai. La Meloni ha sputato il boccone libico avvelenato e la sinistra demente non ne fa una. Ha ragione, poveretti, mi fanno pena. Ma i veterinari non ci sono più? E questa è appunto la risposta al medico che ha operato nell'ospedale la sua gattina. Sì, ma probabilmente erano le 8 di sera, a quell'ora sono chiuse, ma ci sono anche le cliniche che fanno 24 ore su 24. Chiaro che c'era già lui e quindi... Però ti dico, se andate a leggere i commenti a questa notizia in giro sui social, sono quasi tutti positivissimi, cioè tutti dicono che ha fatto bene. Lì capite anche l'amore per gli animali, che molto più spesso è più forte dell'amore verso l'uomo, e ci sarà un motivo. Ha fatto benissimo a operare quella gatta. Quindi io immagino in alcuni ospedali ci sarà la corsia preferenziale per gatti e cani, e poi attenzione, poi arrivano anche il resto degli animali, chiaramente. Sul medico che ha operato la gatta c'è poco da dire, un deficiente, vedi, almeno uno che non è d'accordo, che cavolo. Caro Sammy, qui gatta ci cova. Ciao Sammy, se la gattina era in pericolo di vita, spero che quel medico sia premiato per quello che ha fatto. Ce ne fossero di persone così, vedi che è un argomento che suscita, Buongiorno Sammy, tu pensi se davvero i medici di famiglia passassero sotto lo Stato, visto che già adesso vuoi per sovraccarico di mutuati oppure per poca voglia loro funzionano così, cosa verrebbe fuori? E poi non si era detto di non sovraccaricare i conti pubblici? Scrive Fabio. Buongiorno Sammy, ieri su Rete 4 ho visto per la prima volta Tosi. Scusate. Non riesco a proseguire. Tosi. Mi manca proprio la voce. Tosi intervistato.
Mi viene da parlare come un deficiente. Tosi intervistato, sono riuscito, ecco. Direi immediatamente che non è un fighetto abbastanza per essere un classico forzista e soprattutto non c'è paragone con il mitico Zaia, ma chiaro, lui è leghista e sta cercando di togliersi questo vestito da leghista e in tutti questi anni, insomma, ne sono passati, è chiaro che come caratura non c'entra assolutamente con il mitico Zaia, assolutamente no. E soprattutto diciamo che non ci siamo lasciati felicemente tra noi della Lega con lui, però va a fortuna, se siamo fortunati riusciamo a farne su un altro in Veneto, se siamo sfortunati arriverà Zaia. Si scherza, dai, ci mancherebbe, siamo qui per sdrammatizzare il momento pesante, perché ogni tanto lo dimentichiamo, ma ci saranno le elezioni per capire chi sarà il doge del Veneto. Caro Sammy, abbiamo speso 600 miliardi di euro in istruzione per vedere che 2 milioni di giovani scolarizzati sono espatriati dall'Italia in 20 anni. La cancellazione della legge Fornero avrebbe potuto rallentare questo flusso inarrestabile. È possibile che nella tua rassegna stampa esista solo il problema immigrazione? Ma no, Ferdinando, parliamo anche di immigrazione nella mia rassegna stampa, non è che non ne parliamo, ma certo, cercherò di parlarne di più, promesso. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, signori, sul Tempo di Roma, esclusiva Il Tempo, toghe contro toghe. Siete fascisti e volano gli insulti nelle mail dell'ANM. I giudici indipendenti attaccano la corrente rossa. Sempre sul Tempo, di spalla, esposto della Premier, il business migranti e l'arresto nel PD. Meloni va all'attacco, ve l'avevo detto, Meloni esce dal silenzio e tuona contro quella sinistra che accusa la maggioranza di essere poco solidale con chi arriva dal mare. L'inchiesta della DDA di Salerno, che ha messo sotto indagine il tesoriere Dem Salviati, conferma ancora una volta quanto denunciato dal governo. E infatti subito sotto, Salvati sospeso dagli iscritti, gli affari del tesoriere di Elli è scontro con 5 Stelle. Dal Job Act ai migranti, dopo Prodi anche Minniti, quei dem divisi su tutto, e ora Schlein è più sola. Il Partito Democratico è ormai un Giano bifronte, con visioni contrapposte su tutti i temi, dai migranti al Job Act, divisi su tutto. Siamo sempre sul Tempo, l'editoriale di Tommaso Cerno, se lo scontro sulla giustizia lo fa il giudice, e poi il Tempo di Osho, Sanremo per tutti o quasi, la sinistra non vuole Vannacci, E c'è Conti che dice, Genera, ho solo molto abbronzato, io so solo molto abbronzato, dice Conti. Perché? Perché la sinistra non vuole Vannacci a Sanremo. Chiaro che sul palco non penso, è semplicemente come ospite seduto tra il pubblico. C'è andato anche Salvini in passato, che cavolo. No, si vuole far notare, ve ne parlo. Il report Lega Ambiente è Frosinone, la città più inquinata d'Italia, anche peggio di Milano, ma subito dopo arriva Milano. State tranquilli. Dove vado? Non so più dove andare perché lo so, state fremendo per parlare ancora di più di immigrazione, sto cercando ma non sempre trovo. Scherzo. La Repubblica, l'ONU accusa al-Masri, ma soprattutto il reportage, ripreso anche sul sito elettronico, con gli aiuti dentro il deserto di Gaza. La inviata Gabriella Colarusso. L'elicottero sbalza in volata, scende rapido da 3.000 a 2.000 piedi, poi 1.800, curva verso ovest. Quando riprende la traiettoria, la visuale è senza misericordia. Una recinzione malmessa separa due mondi. Di qua verso oriente, prati verdi e serre, e il kibbutz Kissufim assaltato da Hamas il 7 ottobre. Di là solo la terra rimasta nuda, sempre senza più frutti, senza abitanti. Gaza, per almeno 1 chilometro di profondità, l'esercito di Netanyahu ha cancellato ogni cosa. Così sul quotidiano La Repubblica. Mollo la Repubblica, mi rituffo ancora più avanti e vado sul quotidiano
La verità, il ciclone Trump spazza l'Europa. Il presidente americano dà seguito alle promesse. Clandestini e criminali espulsi e portati fino in India. Guerra totale al confine col Messico contro trafficanti di uomini e droga. La leva dei dazi spinge la Cina a trattare. L'Unione Europea invoca risposte unitarie ma è già a pezzi. Francia e Germania vogliono la linea dura con Washington. Orbán attacca Bruxelles mentre la BCE si divide. L'Italia invita a trovare un equilibrio. Ma in centropagina, interessante, sulla verità, sottomessi a Monfalcone vanno in classe così. Alunne identificate in un'aula riservata. Gustavo Bialetti a pagina 22, interessantissimo oggi sul quotidiano La Verità, si parla chiaramente di chi è obbligato a mettere il burqa, niqab, quelle robe lì, a Monfalcone, ma non soltanto, attenzione, qui a Milano la Lega si sta facendo sentire molto su questo argomento. Fa impressione perché alcune di queste ragazzine dicono che loro assolutamente vanno a scuola soltanto se gli fate mettere quella divisa. Speranza, l'impunito ci fa pure la morale. Dopo quelle su tachipirina e vigile attesa, l'ex ministro racconta balle su come si comportava lui di fronte all'azione dei magistrati e del Parlamento. Intanto negli USA Kennedy è un passo dalla nomina alla salute. Solo sulla verità si parla della commissione Covid. Gli altri se la sono dimenticata. Il salva Sala non arriva. Tra Lega e PD il sindaco perde la bussola. Furioso con i suoi, in imbarazzo con Salvini. Salva Milano impantanato. E Beppe Sala perde le staffe con il PD nazionale. Mi dica cosa intende fare. E con il suo consiglio comunale che non gli sta dando manforte e che lui snobba. Non serve il suo parere. Intanto il sindaco che si adirava per i blitz di polizia in stazione rivendica l'aumento dei Ghisa. Ancora sulla verità, oscurato il divo trans, non è abbastanza woke. I tweet scorretti su Islam e Covid costano cari a Gascon, candidato /A all'Oscar. Tutto da scoprire, il quotidiano La Verità, che scopriremo, ma adesso c'è Libero. Arriva lo show in diretta TV, soldi e migranti, che circo il PD! Per coprire lo scandalo del tesoriere che si faceva pagare per finti permessi di soggiorno, i Dem preparano la gazzarra su Al-Masri. Il premier, sistema criminale, l'avevo denunciato. Il sudanese che ha accusato mezzo governo, in Italia non mi sento libero. Il virgolettato del sostituto su Mauro. Meloni ha un prestigio internazionale unico. Intervista a Carlo Messina, numero 1 di Intesa San Paolo. Ma come vi dicevo, anche sul quotidiano Libero, ragazze a scuola con il velo, le prof devono identificarle. Integrazione mancata a Monfalcone. Roba importante perché presagisce chiaramente dal punto di vista politico un'azione importante. Mi tuffo subito su Libero, se permettete, perché questa di Magog mi scappa. Quando scappa. Pagina 3, la nuova accusa, signori. Magog, che l'Embelfieu, insomma, è nero, ma questo c'ha dell'attore. Sì, Magog immigrato ingrato per l'idolo dei compagni. L'Italia è come un regime, la nuova accusa. Il sud sudanese che ha denunciato mezzo governo torna ad attaccare. Pensavo che qui tutti potessero essere liberi, che dal vostro paese si potesse imparare e dire che gli abbiamo dato anche un lavoro. Scrive Alessandro Gonzato, che racconta la storia di Lam Magok Biel Roué. Allora 29enne, nel maggio 2022 dall'Italia ha ottenuto la protezione sussidiaria, il permesso temporaneo che la Commissione territoriale concede nel caso ritenga che in patria richiedente asilo rischi la vita o sia comunque sottoposto a vessazioni. Da quel momento Magok, sud sudanese, dall'Italia ha avuto un tetto sicuro.
aiuti economici, anche un lavoro. È inserito da tempo nel progetto dell'associazione romana Baobab Experience, che leggiamo sul sito è una comunità a cerchi concentrici di migrant, attivist, volontari e supporter. Al posto dell'asterisco viene utilizzato lo schwa, il simbolo fluido che vuole abolire la differenza tra uomini e donne. Il presidente di Baobab, Andrea Costa, anni di lotte pro migranti sulle spalle, a Libero riferisce che Magop sta svolgendo il tirocinio in un'associazione che si occupa di ragazzi con disabilità. L'immigrato qui ha trovato accoglienza, forse anche un futuro, eppure non solo ha denunciato la premier e mezzo governo per favoreggiamento nel caso al-Masri, il militare libico di cui ha detto di aver subito torture. Non pago della conferenza stampa show della settimana scorsa con in prima fila Schlein, Bonelli, Fratoianni. Ieri è tornato ad attaccare chi gli ha dato pace e speranza. Lo ha fatto in un'intervista all'Aria che tira sulla 7 realizzata dalla collega Ciriello. Quando sono arrivato in Italia ho pensato che fosse un paese in cui tutti potevano essere liberi. Dunque a Roma non si sente tale? L'immigrato va avanti. Da noi ci sono le dittature. Allora ho pensato che l'Italia fosse un paese da cui imparare. Dubitiamo che abbia imparato di più in Libia o in Sud Sudan, da cui evidentemente è scappato per gravi ragioni. Se non che fa capire che a casa nostra è rimasto deluso. Liberiamo il campo da qualsiasi dubbio, ma le zucche vuote sono in servizio permanente. I segni che Magog ha mostrato durante l'intervista sono impressionanti, che siano opera degli sgherri di al-Masri o meno. La collega ha svolto il proprio lavoro, è andata a parlare con l'uomo del momento, che poi lui sia stato eretto a nuovo leader politico della sinistra, sempre abile a trovare volti emergenti e che trasudi ingratitudine verso chi l'ha accolto, è un altro discorso. Torniamo alle sue dichiarazioni. Sono stato vittima per 2 volte, ha raccontato la trasmissione di Parenzo. Prima in Libia nei centri di detenzione, poi in Italia, il paese che ha liberato il mio torturatore. Al-Masri è un criminale, essere liberato per lui è un altro modo di vincere e tornare a commettere atrocità. Nella denuncia presentata tramite l'avvocato di Baobab Romeo, il quale in passato ha difeso dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il presidente dell'associazione assolto, nella denuncia, dicevamo, Magog ha affermato che la liberazione di al-Masri ha vanificato la possibilità di ottenere giustizia sia per tutte le persone come me sopravvissute alle sue violenze, sia per coloro che ha ucciso e per quelli che continueranno a subire abusi per mano sua o sotto il suo comando. Con un'accuratezza degna di un decano della politica, l'immigrato ha parlato della presunta, non per lui, inerzia del ministro Nordio, che avrebbe potuto e dovuto cancellare la custodia cautelare del criminale ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Oggi Magog di anni ne ha 32. Oltre ad avere trovato sostentamento in questi tagliaccia, non è detto che non possa trovare perfino una carriera in Parlamento. I talent scout di Alleanza Verdi Sinistra potrebbero già averlo segnato nel loro taccuino. Il Partito Democratico ci aveva provato con Ilaria Salis, ma Ellie è stata bruciata sul tempo. Stavolta coglierà l'attimo. Magog, Bardelli, carino più che mai, secondo me, se non ha una carriera politica farà del cinema. Restiamo su Libero, certo, a pagina 5 Meloni si prende il merito dell'esposto da cui tutto è partito, la sinistra reagì con frasi di scherno, ora il centrodestra incalza Schlein. Perché non parli? Salvini attacca i buoni e generosi del PD e Forza Italia ricorda i tanti guai dei Dem campani. Chiaramente si parla dell'inchiesta su chi faceva soldi. Ma la notizia che vi volevo annunciare da questa pagina del quotidiano Libero è che il professor Raimo ritorna a scuola. Dopo la sospensione, Cristian Raimo, il gran ritorno, dopo i 3 mesi di sospensione dall'insegnamento con la decurtazione di metà dello stipendio, il professore militante che aveva pesantemente insultato il ministro dell'istruzione Valditara durante un intervento di AVS tornerà a scuola venerdì. Ad attenderlo a braccia aperte ci saranno gli studenti di Liceo Pacinotti e Archimede di Roma e i collettivi rossi festeggiano, scrive il quotidiano Libero. Torniamo sull'argomento importante. Dal quotidiano Libero, e abbiamo visto, ne parla anche il quotidiano La Verità, ragazze a scuola con il velo.
Le prof devono identificarle, scrive Claudia Osmetti. Serve un divieto per la copertura integrale del volto, è urgente. Sono sempre di più e sempre più giovani le donne, le ragazze che indossano il velo integrale e il caso della scuola, e qui parliamo di Monfalcone ragazzi, ma non soltanto a Monfalcone, a cui non attribuiamo alcuna responsabilità, scrive Claudio Smetti su Libero, è solo il sintomo di un'evidente pratica dell'uso di indumenti e accessori che coprono interamente volto e corpo. Non ci sta la Lega del Friuli Venezia Giulia e non ci stanno nello specifico l'europarlamentare Anna Maria Cisint, ex sindaco proprio a Monfalcone, e il segretario regionale della Lega Marco Dreosto. La notizia è delle ultime ore, ma fa rapidamente il giro di internet. All'Istituto Professionale Pertini di Monfalcone, appunto, ogni giorno, prima che suoni la campanella, in una stanzetta appartata, sfilano con il niqab sul volto 4 studentesse musulmane. A inizio anno erano in 5, una nel frattempo si è ritirata, alzano il velo integrale per una manciata di secondi e si fanno identificare dalla referente di sede della scuola. Ovvio che non è un controllo di polizia, men che meno una verifica formale, è invece un modo per sincerarsi che in classe effettivamente entrino le alunne iscritte e non qualcun altro. Però è anche un segnale di quello che sta succedendo. E sta succedendo inoltre che sempre quelle 4 ragazze, per lo più di origine bengalese, hanno in un certo senso modificato le lezioni di ginnastica. Con i loro compagni in palestra adesso giocano a badminton, non più a pallavolo, perché la tunica che arriva ai piedi non permette di muoversi in agilità. Qualcuna è stata proprio dispensata dalla corsa perché svela troppo le forme, come riporta il quotidiano Il Piccolo. Per qualcun'altra si sta ponendo il nodo dallo stage che potrebbe svolgersi negli asili comunali e nei quali le maestre stanno già cercando di convincere altre donne islamiche che il niqab, almeno in cortile, se lo devono togliere per forza, non per cattiveria o per un atto di forza, semplicemente per dar modo alle educatrici di consegnare il bambino di turno alla persona giusta. E che cavolo! Il niqab, sempre meglio specificato, è quel velo integrale, di solito di colore nero, che lascia aperta una piccola fessura solo all'altezza degli occhi. Non è lo chador o l'hijab, in cui almeno il volto è scoperto, ma c'è di più, perché al Pertini alcune adolescenti indossano persino i guanti lunghi e neri per non scoprire nemmeno le dita. Oppure montano montature assai vistose che rendono irriconoscibili addirittura gli occhi. Loro, le ragazzine, sentite qua, parlano di una mia scelta, magari neanche condivisa coi genitori, aspetto che dovrebbe far ragionare sulle cosiddette seconde generazioni, e sono categoriche. Preferisco restare a casa a guardare il muro piuttosto che tradire il mio credo. Per questo la scuola è corsa ai ripari, perché imporre può indurre le ragazze a lasciare gli studi, spiega la dirigente Piraino, mentre l'istruzione raggiunge il suo scopo quando l'allievo consegue il diploma. Che la situazione sia delicata è fuor di dubbio, che questo non sia solo un tema di sicurezza, ma soprattutto di rispetto dei principi costituzionali e di dignità della donna, dicono Cisint e Dreosto, anche. La società di indagini demoscopiche SVG, nel suo ultimo rapporto Radar Valori, Comportamenti, Gusti, Consumi e Scelte Politiche, fotografa come la maggioranza degli italiani, il 73%, sia favorevole al divieto di velo a scuola e nelle manifestazioni sportive, nonché a bandire il burqa nei luoghi pubblici. Non a caso, la Lega, pochi giorni fa, ha depositato una proposta di legge in Parlamento per superare il concetto di giustificato motivo, che di fatto oggi non permette una piena attuazione del divieto di copertura del volto stabilito invero dalle norme sull'antiterrorismo. Scuola o no scuola? Se ne parla tra l'altro anche in Lombardia, se ne parlerà da adesso in Friuli Venezia Giulia, dato che il capogruppo leghista in regione, Antonio Caligaris, ha intenzione di presentare una mozione per chiedere a Giunta e Consiglio di depositare la medesima legge alle Camere a mo' di rafforzativo dell'iniziativa di partito.
Il niqab a scuola è incompatibile con la nostra cultura. Non possono esserci negoziazioni, trattative, soluzioni intermedie. Il fondamentalismo islamico non deve entrare nelle aule né più in generale varcare i nostri confini, commenta poi Roberto Novelli, che è un consigliere regionale di Forza Italia. Parole che non sono molto distanti per una volta da quelle del collega Diego Moretti del PD. L'integrazione e la pacifica convivenza devono essere concetti e regole basilari da seguire. Il volto coperto va inteso in questo senso come un ostacolo alla piena ed effettiva integrazione, soprattutto all'interno di una scuola. Il PD d'accordo con la Lega? Sarebbe una notizia. L'ultima segnalazione, sempre dal quotidiano Libero. A proposito, la discussione in Regione Lombardia proprio su questo argomento, il niqab, il burqa, Sala benedice le tradizioni musulmane, la Lega negati i diritti alle donne, sindaco, PD, comunità musulmana scatenati contro la mozione presentata dalla Lega in Lombardia. Scurati della Lega, le bambine siano libere di decidere cosa indossare. Crediamo che le minorenni non debbano avere il volto coperto. In Regione Lombardia la discussione è molto calda, è stato tutto rimandato al 18 febbraio, ma la situazione è decisamente caldina. Cosa ne pensate voi? Scrivete al 340 67 09 659. C'è la pausa, la pubblicità, il meteo, la canzone indipendente con Natalina con la Y, il pezzo intitolato Luna Blu. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone ben saldo su tutta l'Italia e meteo stabile ovunque. In mattinata ancora nebbia in Valpadana in rapido sollevamento. Qualche nuvola in Sicilia, trionfo del sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche nube sulla Trinacria, dove non si escludono locali rovesci. Bello altrove con condizioni stabili e gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68
44 08, oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Musica indipendente, signori, roba buona che non ascoltate mai sulle altre radio, chissà come mai, perché sono artisti nuovi, giovani, molto spesso non hanno migliaia di euro da investire, perché molte radio si fanno pagare. Come si chiama? Si chiama Natalina, con la Y, Natalina, 22 anni, nata e cresciuta in Inghilterra da genitori italiani. Musical, borsa di studio per il canto, concorsi. Bella questa canzone, bello anche il video che si chiama Luna Blu. Ma sei ancora lì con sta cuffia, signori? Cioè, è arrivato il neo segretario della Lega, signori, di dove sei? Rescaldina, grandissima città, grandissimo tutto. Ma chi non è mai stato a Rescaldina, signori? Fate un giro a Rescaldina. Non sei mai stato oggi, lo accompagni a Rescaldina, li fa fare Sì, guarda, il giro. ti porto a Rescaldina. Ma cosa c'è da visitare a Rescaldina? Beh, a Rescaldina ci sono tanti musei, ci sono posti tipici. Sta arrampicando sui vetri, ma ragazzi. No, non mi sto arrampicando sui vetri, c'è in pratica la chiesa di San Giuseppe. Oh,
andiamo tutti alla chiesa di San Giuseppe, Dove ci almeno sono- quello, a Rescaldina. Rescalda. Perché già lì, capisci, c'è la secessione, no? C'è un desiderio di secessione, Ma secondo me. Guarda, non è un desiderio di secessione o meno, cioè è una lunga storia tra Rescalda e Rescaldina. Ce la racconti E un'altra volta. te lo racconto un'altra volta. Il buongiorno al neosegretario della Lega con noi. Chiaramente, signori, 8:38, Semivarin, diretta nazionale, internazionale, siamo ovunque. Grazie per i tantissimi WhatsApp che stanno arrivando al 340 6709 659. Tra poco avremo anche un ospite parlamentare. Alle 9 apriremo le linee. Insomma, è una mattinata piena di roba buona. A proposito di roba buona, signori, bisogna tornare sui quotidiani e entrare nel particolare delle notizie di quest'oggi. Il quotidiano Avvenire non l'abbiamo ancora letto, poverino, di solito è sempre il primo, questa volta l'abbiamo dimenticato. In aula il caso Al-Masri e dall'ONU altre accuse. Ma soprattutto Trump non molla sui dazi, l'Europa guarda a Pechino. In prima pagina anche le polveri, lo smog, 25 città fuori legge. Mamma mia, adesso vedremo cosa si inventano i pidini. Traffico delle città in tilt, allevamenti intensivi, camini ancora troppo obsoleti. Il camino, cazzo, me l'ero dimenticato. E questo è il mix micidiale, sottolineano gli ambientalisti, che fa alzare la concentrazione di smog e inquinamento nei principali capoluoghi italiani. Vorrei ripetere: traffico, allevamenti, camini. Le caldaie non sono proprio citate, no? Che strana danno la colpa al camino, al traffico delle città e alle scorengine dei maiali. Maglia nera si conferma Frosinone con 70 giorni di sforamento delle polveri sottili, seguita da Milano con 68, Verona 66, Vicenza 64, Padova e Venezia solo 61. Le città italiane con l'aria irrespirabile salgono quindi a 25. Erano 18 un anno fa. Così il quotidiano Avvenire ci dà fiducia verso il futuro. Al-Masri il giorno dell'aula, l'attacco di Meloni al PD, scrive il Corriere della Sera. Certo, siamo all'interno e all'interno c'è anche Crosetto che vi aspetta. A pagina 3 l'intervista a Guido Crosetto, ora un patto istituzionale tra politica e magistratura e si ritorni all'immunità. Crosetto: vorrei l'esecutivo rapido e il Parlamento non ridotto a passacarte. Il controllo morale. Tra i giudici ci sono frange che si sono autoattribuite una sorta di controllo e autorità morale, tenendo sotto scacco gli altri. Interessante l'intervista di Paola Di Caro quest'oggi al Crosetto. La responsabilità. Non vedrei scandalo a tornare alla responsabilità civile dei magistrati. Sono gli unici che, se sbagliano, non pagano dazio. La difesa. Dobbiamo aumentare la spesa militare. La NATO ci chiederà almeno il 2,53%. Quei fondi vanno scorporati dal patto di stabilità. Che ne pensate? Siete d'accordo? Ce la facciamo? 340 6709 659. Scrivete. E intanto io vado nella cronaca del Corriere. Altra notizia che fa arrabbiare: il PR della discoteca era ai domiciliari per stupro, evade e violenta un'altra ragazza. Roma, l'uomo non aveva il braccialetto elettronico, è accusato di aver drogato i cocktail delle sue vittime. PS era peruviano, ma questo chiaramente è soltanto secondario. Vi segnalo sul Corriere, bella intervista quest'oggi, visto che siamo sotto Sanremo, a chi è del mestiere: Adriano Aragozzini, l'orchestra e niente playback, così ho cambiato il festival, cacciai Rod Stewart dall'Ariston, Baudo resterà il migliore di tutti. Adriano Aragozzini dice: scartai i Nomadi nonostante la raccomandazione di Agnes. Conti
meglio di Amadeus, e comunque non ne parla proprio bene di questo Sanremo, sappiatelo. Siamo sul quotidiano Il Giornale e certo non possiamo far finta di niente, e come già ne parlavamo ieri, oggi se ne parla ancora di più, esplosa la notizia su tutti i quotidiani: coi migranti facciamo soldi, l'inchiesta che travolge i Dem. Scrive a pagina 2 il quotidiano Il Giornale: il ruolo del tesoriere Salvati, si occupava dei documenti falsi per far ottenere i permessi di soggiorno, Schlein gli aveva rinnovato l'incarico in Campania. La frasettina la dobbiamo reppare tutti insieme. Allora abbiamo il neosegretario della Lega di Rescaldina qua di fianco, dobbiamo reppare insieme questa frasettina. Sei pronto? Guarda che non è facile, tu non hai mai fatto il rap, fai segretario della Lega, però è importante, dobbiamo farlo come esame per tutti i leghisti. Se siete veramente leghisti dovete reppare con me questa frase, portata avanti chiaramente da un esponente del PD o comunque della cricca. Sei? 1, 2, 3. Facciamo soldi, facciamo più soldi, ancora facciamo soldi, facciamo più soldi, facciamo soldi, facciamo più soldi, facciamo soldi, facciamo più soldi. Bravo! Grazie mille. Signori, ce l'abbiamo fatta, abbiamo reppato la frase inserita a pagina 211 dell'ordinanza di custodia cautelare firmate dal GIP Rossi del Tribunale di Salerno. Raffaele Nappi, la mente del sodalizio criminale, in questa intercettazione catturata degli inquirenti il 22 gennaio 2022, che sintetizza con mirabile chiarezza lo scopo nobile dell'organizzazione criminale smantellata dalla direzione distrettuale antimafia, che aveva creato un business di milioni di euro infilandosi nelle maglie larghe del sistema di regolarizzazione degli immigrati attraverso i permessi di lavoro. C'entrava anche il tesoriere Salvati, tesoriere del PD, che si occupava dei documenti falsi per far ottenere i permessi di soggiorno. Facciamo soldi? Facciamo più soldi. La facciamo sta canzone? Io direi che prima o poi dai, bisogna farla. E aspettiamo un editore. E adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E torniamo seri, ma d'altronde come si fa a non scherzare su queste cose? C'è niente da scherzare, Sammy Varin, facciamo soldi, facciamo più soldi, mamma mia. Fammi dare il buongiorno all'onorevole Vanessa Cattoi, ciao! Buongiorno a tutti voi e ai vostri radioascoltatori e grazie per l'invito, buongiorno. Grazie a te per riportarci seri davanti a chi fa soldi su queste robe pazzesche. C'è qualcosa di più importante che non deve essere né di destra né di sinistra, e si è festeggiato proprio ieri per molti che sono riusciti a uscire da questa malattia, e sono tantissimi, e ci sono dentro anch'io casualmente, però è bello dire ci sono ancora, ma dobbiamo pensare soprattutto a chi è sottoposto a queste cure e a chi è magari malato e non lo sa. Ieri si è svolta la giornata mondiale contro il cancro e tu sei la coordinatrice dell'intergruppo parlamentare Insieme per un impegno contro il cancro. Cosa si sta muovendo in questi anni? Quali iniziative portate avanti? Vanessa Cattoi. Grazie innanzitutto per darmi la possibilità anche in questa occasione di ricordare, innanzitutto lasciatemi dire l'importanza della giornata di ieri, e quindi la giornata che ci vedeva tutti impegnati, soprattutto noi dell'intergruppo, nella giornata mondiale per la lotta contro il cancro. Il tema di quest'anno era il tema uniti nell'unicità, e quindi cercare di portare al centro proprio l'attenzione non tanto del paziente, quindi prima della parte clinica, quanto della persona in quanto tale ammalata di cancro. E questo è un tema molto importante che come intergruppo stiamo portando avanti e stiamo affrontando, perché a fronte del fatto che anche nel 2024 in Italia sono state stimate 390.000 nuove diagnosi di tumore, e quindi che fortunatamente è un dato che rimane stabile negli ultimi 2 anni, quindi già il fatto che non aumenti è già un fattore positivo, però dobbiamo sempre ricordarci che il nostro lavoro deve essere quello di dar voce alle necessità e alle esigenze di chi vive quotidianamente la malattia, di chi quotidianamente
lotta per la vita e quindi lotta contro il cancro. L'intergruppo parlamentare, qua lasciatemi dare la possibilità Certo. di ringraziare veramente tutti i colleghi parlamentari, perché indipendentemente dall'appartenenza partitica, devo dire la verità su questo tema, in questa legislatura stiamo lavorando veramente tanto, e grazie al fatto che ci si spoglia veramente dell'approccio ideologico partitico si cerca di lavorare tutti insieme. Anche nella legge di bilancio come intergruppo abbiamo portato a casa degli importanti emendamenti, quello che si aspettavano le associazioni dei pazienti e quello che richiedevano ormai da più di 10 anni, da quando è stato costituito l'intergruppo parlamentare, perché più di 10 anni fa, era la possibilità di rendere strutturale la partecipazione delle associazioni dei pazienti ai principali tavoli ministeriali del Ministero della Salute. Ed ecco quindi che in legge di bilancio è stato approvato questo importantissimo emendamento che permetterà alle associazioni dei pazienti, indipendentemente dal governo di turno, indipendentemente dall'appartenenza politica del governo di turno, di essere costantemente prese in considerazione ed ascoltate all'interno di questi tavoli ministeriali. Questo è molto importante. Ovviamente queste associazioni dovranno avere dei requisiti di permanenza sul territorio, dovranno essere iscritte all'interno delle RUAS in un registro a loro dedicato, dovranno avere dei requisiti specifici, perché questo permetterà quindi anche al Ministero di avere un interlocutore che sia innanzitutto presente, che abbia il requisito della rappresentatività e quindi che porti effettivamente la voce del maggior numero di rappresentanza possibile, che è ovviamente colpita quotidianamente dalla malattia, e questo permetterà quindi di intervenire anche noi legislatori in modo migliore, permetterà anche alla parte governativa, non solo noi parlamentari, perché noi parlamentari attraverso l'intergruppo abbiamo questo costante rapporto con l'associazione dei pazienti, però permetterà anche al governo e quindi al Ministero di avere un interscambio continuativo all'interno appunto di questi principali tavoli. Dopo abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo che è quello di avere il registro delle breast unit, perché ad oggi sì abbiamo la presenza delle breast unit, ma non abbiamo un registro che ne determini anche la qualità dei servizi che vengono erogati. E oltre a questo abbiamo portato a casa altri emendamenti che come intergruppo abbiamo sostenuto a favore, penso con la prima firma del collega vicepresidente della Camera Mulè, per avere un supporto psicologico nei reparti di oncologia pediatrica, e quindi questo anche è un tema molto importante, perché ricordiamoci che i malati di cancro non sono solo gli adulti ma sono anche i bambini, e anche di questo aspetto ci siamo occupati in manovra di bilancio. E quindi oltre a altri emendamenti di altri colleghi che abbiamo sostenuto come intergruppo e che abbiamo portato a casa nella legge di bilancio, però devo dire che il nostro lavoro è quello di continuare a impegnarci, perché noi avevamo 12 punti in accordo di programma che abbiamo sottoscritto tutti, del progetto La salute è un bene da difendere, un diritto da promuovere, che come parlamentari ci siamo impegnati a raggiungere, e devo dire la verità che già da inizio legislatura diversi punti li abbiamo raggiunti. Penso ad esempio all'oblio oncologico, penso al piano oncologico nazionale, penso alla proposta di legge che ormai è il rush finale, che è quella che permette di aumentare le ore di comporto e quindi le ore di permesso dei malati oncologici, per poter fare in modo che possano dedicarsi anche alle cure e assistenza ai loro follow-up senza dover prendere delle ferie oppure dei permessi non retribuiti. E quindi anche su questo stiamo arrivando a conclusione, e spero vivamente nel breve tempo possibile. E poi sugli altri temi noi ci stiamo impegnando nel coinvolgimento delle associazioni, ma questo l'abbiamo già portato a casa appunto nella manovra di bilancio, e sugli altri punti continua il nostro percorso di impegno quotidiano, proprio per cercare di fare in modo che questo possa essere un booster per noi, un fattore positivo che ci permetta quindi di raggiungere anche i prossimi obiettivi con grande determinazione, perché il nostro lavoro deve essere proprio questo, cioè porre al centro le esigenze del paziente e cercare di, a livello legislativo, intervenire nel modo più opportuno possibile.
E io applaudo a questo intergruppo parlamentare, destra e sinistra, non solo sull'argomento cancro, ma anche su altre argomentazioni, e si riesce a trovare facilmente, più facilmente, la quadra, per fortuna, rispetto ad altri argomenti. E ringrazio, contattatela se avete domande da farle, richieste da farle su questo Volentieri. particolare appuntamento che c'è ogni anno, dove si riassume ciò che si sta facendo e ciò che bisogna ancora fare contro il cancro. Certo, Vanessa certo. Catoi, coordinatrice di questo intergruppo parlamentare che si chiama Insieme per un impegno contro il cancro. Grazie davvero, Vanessa. Grazie a tutti voi, tutti i vostri radioascoltatori. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Grazie mille. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, signori. C'è anche il neo segretario della Lega, Marco Grimoldi. E la città più famosa dopo Milano è? Rescaldina. Rescaldina. E Rescalda, naturalmente. Rescalda. Rescalda è Chiaro, mitica. la cioè chiesa di San Giuseppe. chiesa di Poi c'è San anche il Bozzente, se vuoi farti il bagno. Una volta lo facevano, Ci adesso... sono le terme? Ma Le sì, terme? ti metti lì. Ma signori, ma capite che noi siamo qui ancora a fare rassegna stampa insomma. e non siamo a Rescaldina e soprattutto a Rescalda, perché Rescaldina e Rescalda vuoi mettere. E poi tieni presente che una volta, e lo trovi ancora in giro adesso, c'era molto jazz, perché... C'era jazz? Ma che jazz, dai, te sei... Si balla, non so, c'era una La discoteca. coltivazione del bacco da seta. Il gel! Il gel, dai, il gel. Il gel per capelli, no? Sì, il gel per capelli. Signori, scherziamo, ma ci fa piacere chiaramente avere qua il Marco Grimoldi, che grande mano ci dà anche nell'appuntamento informativo con Radio Libertà, quando si fanno feste a Pontida soprattutto. È stato lui, Marco Grimoldi, a inventarsi i gadget che avete comprato come non mai, il portachiavi bruciacchiato, gli orologi, L'orologio, signori, ancora il adesso magna il magna ce lo la richiedete colla, ancora. La ti colla. ricordi la vecchia colla? La colla. Insomma, ne abbiamo fatte tante. E soprattutto ultimamente ti sei inventato le mutande, solo a nominarle subito Chiesto le voglio. espressamente da Sammy Varin Sì, nei quello suoi lapsus Adesso che lascia. non so, non mi tiro giù i pantaloni, ma forse le sto No, indossando dai, in questo cioè, momento. Mutande con scritto libertà. Il problema è che la scritta libertà ce l'ha messa di dietro sul sedere. Sì, E questo, visto dopo l'arrivo di Trump, effettivamente un po' libertà di che cosa? Io ce lo metterei davanti, questo scrittone libertà, in modo che guarda come sono libero. Vabbè, torneremo sull'argomento, soprattutto nella versione femminile. Dobbiamo capire se voi donne all'ascolto le vorreste le mutandine con scritto libertà. Diciamo mutandine, è un po' difficile scrivere la scritta, magari cosa, ritorniamo mutandone. alle vecchie tradizioni della nonna. Le mutandone della nonna con scritto libertà. Mi piace, Vabbè, dai, mi piace. le Io sono metto per le in mutandone. cantiere, le metto in cantiere. Mi piacciono le mutandone della nonna, sono molto tradizionale in questo senso. Le culotte, un bel paio Le di culotte, sai, suona già come nome culotte. Oui, c'est une culotte de la liberté, ça va, oui, j'acquies. Ma il n'est pas de problème, monsieur. Le culotte. Citu, che Citu, torniamo in Citu. rassegna stampa, signori. Tra poco apriamo le linee, sono le 8:56. Tra poco leggiamo anche i vostri WhatsApp, ma chiaramente siete tutti lì a fare le prove per reppare ancora una volta. Reppiamo, facciamo soldi, facciamo più soldi, facciamo più soldi, facciamo più soldi. Questo è l'incipit della nuova canzone del PD che fa soldi sui migranti. Lo so, Salvati adesso non è più del PD, però ci ha fatto una certa impressione. Però insomma. se fanno tanti soldi e ne hanno qualcuno che avanza un 5 euro, noi lo accettiamo sempre. Non lo so perché comunque soldi, facciamo 10 euro. Soldi che arrivano da Salvati in questo momento proprio non è che faccio i salti di gioia. No, dopo tutti quelli che hanno ascoltato questo inno a fare È i soldi, tutto magna. magari Lo so, cercate di aiutare Radio Libertà e non
noi vi svegliamo il trucco del click day. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. 8.000 euro a clandestino per entrare in Italia. Le avevo detto che era meglio non farlo sto click day, mi sembrava una strunzata fin dai tempi, ma l'abbiamo inventato noi se tutto va bene. La ricostruzione dei pubblici ministeri, arrivate oltre 2.000 persone in 4 anni e a pagina, che pagina 2 del quotidiano Il Giornale si racconta tutto quanto. Se uscite di casa questa mattina è il caso di acquistare il quotidiano Il Giornale, che poi all'interno c'è anche la Meloni che dice un sistema che ho denunciato, siamo proprio sull'argomento, e Fratelli d'Italia affonda sul PD. Sodali non solidali. La Premier, la gestione dei flussi è terreno fertile per i criminali. Il quasi silenzio Dem. Palazzo Chigi alza i toni contro l'opposizione anche in vista dell'atteso scontro in programma oggi alle Camere con l'informativa di Al-Masri. Signori, oggi alle 12.15 tutti sui canali Rai perché c'è la diretta Camera, Senato, ovunque e ci sarà una carnevalata sicuramente interessante. Il rilancio di Salvini sull'immunità. Siamo a pagina 5 del quotidiano Il Giornale con Augusto Minzolini. Gli alleati frenano. Rischio boomerang. Il leader della Lega dice sarebbe cosa buona e giusta, l'ho provato sulla mia pelle. L'idea parte da un incontro alla Fondazione Einaudi tra il presidente e alcuni esponenti della Lega, da Andrea Ostellari ad Alberto Bagnai. La reintroduzione del vecchio testo sull'immunità parlamentare è un'ipotesi che piace molto a Matteo Salvini. Sarebbe cosa buona e giusta, ha spiegato ai suoi, l'ho provato sulla mia pelle. Può sembrare una contraddizione, visto che nell'ottobre del 93, quando quella prerogativa per i parlamentari fu ridotta di molto, ci fu Luca Leoni Orsenigo, il leghista che agitò il cappio nell'aula della Camera dei Deputati ai tempi di Tangentopoli, che fece salti di gioia in mezzo a Transatlantico di Montecitorio. Ma i tempi passano e non sono pochi i politici che hanno fatto i conti con le conseguenze della modifica di un articolo della Carta voluto da Palmiro Togliatti in persona, che di fronte all'autonomia della magistratura dal potere politico di converso garantiva, nei fatti, l'autonomia della politica dal potere giudiziario. Per cui l'idea di reintrodurre l'immunità parlamentare per chiudere la guerra dei 30 anni tra partiti e toghe sarebbe sacrosanta. Il sottoscritto, Minzorini, l'ha difesa in un editoriale per il TG1 16 anni fa, ma per essere realizzata ci vuole coraggio, una maggioranza parlamentare larga, visto che si tratta di una legge costituzionale, e una certa convinzione per vincere un probabile referendum. Ne parla quest'oggi a pagina 5 il quotidiano Il Giornale, che lasciamo perché c'è la pausa, ma tra pochissimo rientriamo in onda, le ultimissime situazioni che ci piacciono dai quotidiani oggi in edicola e poi le vostre telefonate. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Si chiama proprio così, Camminando Vedrai, l'ultima canzone di Deve da Torino, una ballata rock che invita alla riflessione, alla scoperta delle piccole meraviglie della vita. Prodotto e arrangiata da Mauro Paoluzzi, figura iconica della musica italiana che ha collaborato con i grandi. Camminando Vedrai di Deve ci riporta all'interno della rassegna stampa con il buongiorno rinnovato Sammy Varin, ma c'è anche Marco Grimoldi con noi questa mattina che ci ha portato le solite paste, le paste, pasticcioni, pasticcini, perché oggi dicono dalla regia E Sant'Agata, è Sant'Agata, festa delle donne. ma mi soprattutto compie gli anni, signori, il neo segretario Neosegretario. compie auguri, quanti sono? Non si dice, non si dice. ma io non ho problemi. Allora, per fargli gli auguri diciamo che è una canzone dei Cugini di Campagna. Diciamo solo questo, i Cugini di Campagna ne hanno fatte tantissime. Tra queste ce n'è una che parla anche con il numero di un'età. Chi se ne intende di musica può farci il WhatsApp 340 6709 659. Chi indovina vince una brioche che chiaramente ci deve venire a ritirarla qua, perché e soprattutto deve fare in fretta, perché non si sa, non è ancora arrivato Vincent, neanche il nostro amministratore né il direttore. Chiaro che quando arrivano non si sa cosa accada. Ci rituffiamo in rassegna stampa, siamo passati su un altro quotidiano, questa volta siamo sul Resto del Carlino. Perché ve lo segnalo? Perché all'interno c'è un bel paginone, bello chiaramente, è una questione di punti di vista, pagina 7, sull'inchiesta dei migranti a Salerno. Indagato anche il tesoriere PD, Salvini ironizza, coinvolti i buoni. Salvati si è dimesso, sospeso dal partito, ricordiamolo. Il successore si chiama Fina, dice noi siamo stati veloci. Santanchè è ancora lì. Giustamente si va avanti per l'eternità su questa situazione, ma per il governo è un assist sul caso Albania. La Meloni ha detto la gestione dei flussi va riformata, così a pagina 7 del quotidiano nazionale Il Resto del Carlino, che si occupa anche della riforma dei medici di famiglia. Da autonomi a dipendenti pubblici, più incentivi per gli studi associati. L'ipotesi che allo studio del governo fare 38 ore di lavoro settimanali, in parte negli hub delle case di comunità. Circa un terzo dei camici bianchi opera già in gruppo, l'esigenza di diversificare in base ai territori. Ne parla Maurizio Sacconi, che di questo se ne intende. Siamo su QN, Il Resto del Carlino. Si parla anche del caos trasporti. Perché? Perché le regole, a proposito, proprio in queste ore c'è un altro scioperuzzo, ma siamo contenti, nel senso che oggi è soltanto mercoledì e non era mai successo che si scioperasse qui in Lombardia per una roba durante la settimana, ma non ci credo quasi. Le regole sugli scioperi dei treni, si allargano le fasce di garanzia, utenti tutelati anche nei festivi. La Commissione cambia le modalità dell'estensione per salvaguardare il diritto alla mobilità. Signori, ci sono delle novità dalle 7 e fino alle 10, dalle 18 e fino alle 21 dovrà comunque circolare un numero minimo di convogli. Staremo a vedere. Siamo su QN, ancora segnalazione, perché questa sicuramente fa discutere. La Corte di Appello di Ancona ha dato ragione a una bengalese. Il comune non poteva registrare il talak ottenuto dal marito in patria, nel suo paese. In poche parole, è stato annullato un divorzio per ripudio islamico, perché questa cosa era stata registrata nel paese del marito, in Bangladesh. Se siete interessati, l'approfondimento lo trovate a pagina 18 del Quotidiano Nazionale, che parla anche di Sanremo, signori. Sì, a pagina 24, i testi di Sanremo, ormai è contro la rovescia, non possiamo scapparci, inizia tra poco, non questo sabato, la prossima settimana. I testi di Sanremo, cuori e batticuori,
ma soprattutto il disagio della gioventù, scrivono. E in questo festival tanta fragilità, la voglia di salvarsi tornando al passato. Sono andati a intervistare il linguista Massimo Arcangeli e ci parla questo Arcangeli delle parole che risuoneranno maggiormente in questo festival di Sanremo e soprattutto quali sono i cantanti, le canzoni più particolari dal punto di vista dei testi. Il quotidiano Il Tempo, toghe rosse contro toghe rosse, siete fascisti, volano gli insulti nelle mail dell'ANM, i giudici indipendenti protestano e attaccano la corrente di sinistra. All'interno l'articolo di Rita Cavallaro. Lo scontro sulla riforma della giustizia manda in tilt la magistratura, con le toghe rosse che tentano di imporre la linea dura contro il governo Meloni e la maggioranza silenziosa che si ribella al grido di "I fascisti siete voi". La resa dei conti che si è aperta all'interno della giurisdizione ormai non si consuma più in quegli incontri riservati tra i big delle correnti interni a tessere trame politiche, nomine chiave, bensì nella mailing list dell'ANM, quella in cui il giudice Patarnello, come vi abbiamo rivelato nello scoop del Tempo in pieno braccio di ferro tra toghe ed esecutivo sul modello Albania, aveva definito Giorgia Meloni più pericolosa di Silvio Berlusconi, perché non si muove per un salvacondotto, ma per una visione politica in grado di mettere a rischio la giurisdizione. E l'esponente di Magistratura Democratica chiamava alle armi il CSM, l'ANM, affinché si muovessero unite contro la riforma della giustizia. A 2 mesi da quel manifesto che ha portato Patarnello a scalare i vertici dell'Associazione Nazionale Magistrati, quell'unità è solo una chimera demolita da quelle stesse toghe rosse che, con la Costituzione in mano e le bocche cariche di indipendenza, hanno tirato così tanto la corda da strabordare nella sfera d'azione degli altri 2 poteri dello Stato, il governo e il Parlamento, scatenando un'ondata di rabbia nei tanti magistrati stufi di finire sulla graticola per il protagonismo politico della corrente di sinistra. Ieri quella rabbia è sfociata nella mailing list dell'ANM con messaggi culminati in insulti, in minacce velate tra i magistrati. A scatenare putiferio, Sirianni, giudice amico dell'eurodeputato di AVS Mimmo Lucano, già bacchettato dal CSM per aver aiutato il sindaco indagato per il modello Riace, fedelissimo della presidente di MD Silvia Albano, la toga rossa della sezione immigrazione di Roma che non ha convalidato i trattenimenti dei migranti a Jadè. Ma qua mi fermo, ragazzi, siete troppo curiosi, lo so, e dovete comprarvelo. Il quotidiano Il Tempo, esclusiva Il Tempo. Toghe rosse contro toghe rosse? No, toghe contro toghe rosse, c'è differenza. Ma ci restiamo sul Tempo, oggi strapieno di notizie che ci interessano. L'imbarazzo di Elli per l'indagine sul tesoriere Dem, si scrive. Nicola Salvati è stato sospeso dagli iscritti del PD dopo la formulazione dell'accusa di associazione a delinquere per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Se ne occupa Cristian Campigli sul Tempo a pagina 4. Subito sotto il paladino pro migranti. Ecco Lam, il nuovo Sumaoro, ospite fisso nelle televisioni. Sudanese, 23 anni, prima ha ottenuto una conferenza alla Camera, poi ha denunciato Meloni e 2 ministri, signori. Dove lo vedremo questa sera? Lam Magok ormai ha sostituito Sumaoro e io Sumaoro lo vorrei tanto qui di fianco a me, insieme a Grimoldi. Va benissimo. Sai, un pennarello, ti potresti dipingere la faccia di nero? Dipingevo la faccia di blu, quell'altro diceva. No, di nero. Gli stivali ci vogliono, mi raccomando. Vorrei un Sumaoro qua di fianco, perché mi faceva pena già prima. Sumaoro me ne fa ancora di più adesso che l'hanno sostituito con questo tipo che è sicuramente più bello, più carino, più giovane, però che cattivi davvero. Dopo Prodi anche Minniti, 2 PD divisi su tutto, dal Giobata ai migranti, ora Schlein è più sola. Il Tempo a pagina 7,
Il tema del centro adesso è tornato a essere di stretta attualità, il sogno di cattolici liberal-democratici costretti alla difficile convivenza, ma soprattutto sotto, signori. Non va per niente bene, ragazzi. Sanremo aperto a tutti o quasi, il PD non vuole Vannacci ospite. Il generale sarà la kermesse canora, ma il consigliere Dem della Città dei Fiori Quesada si oppone. Insomma, Sanremo per tutti o quasi. Roberto Vannacci ha pubblicato sui propri profili social un video che, come spesso capita per le uscite dell'uomo dalle 5 Stelle, solleverà un polverone di polemiche. Nell'elenco di chi partecipa a Sanremo ci sono proprio tutti, da Fetez a Achille Lauro. Manca solo il mio nome, Roberto Vannacci. Eppure si parla di me anche in questa occasione. Grazie a Cristian Quesada, segretario provinciale del PD, sono stato chiamato in causa. Non gli va proprio che vada come ospite a Sanremo. Questo termine, come ospite, che diceva che doveva fare? Doveva andare su palco? Ma non penso, doveva magari semplicemente sedersi nel pubblico. Neanche nel pubblico. Cattivi. Andiamo sul quotidiano Repubblica, ecco l'argomento del giorno, assolutamente trasversale. Animali, certamente, è chiaro che ha sollevato non un polverone ma ancora di più, soprattutto tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 340-6709-659, chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Usa l'attacco dell'ospedale per salvare la sua gatta, inchiesta sul radiologo. Ne parla Repubblica, pagina 17. Prima l'esame, poi l'operazione al Parini di Aosta. Fascicolo in procura, il medico, marito della senatrice leghista Spelgatti, pronto a risarcire. Allora, non c'entra assolutamente niente la leghista Spelgatti, ma ricordarlo, dici, è meglio ricordarlo assolutamente, cioè non ricordano se uno è bianco, nero, la nazionalità, ma se sei marito di una leghista. Marta Borghese, siamo su Repubblica, d'altronde scrive, se lo rifarei, Madre Teresa di Calcutta diceva che non possiamo fare grandi cose, ma solo piccole cose con grande amore, e così ho fatto anche in questo caso, non potrei fare diversamente. Gianluca Fanelli è il radiologo interventista dell'ospedale Umberto Parini di Aosta, che nella sera di lunedì 27 gennaio, verificata l'assenza di pazienti in urgenza e quando i macchinari erano inutilizzati, ha portato la sua gatta in ospedale per farle un attacco. Era caduta dal 6° piano e lottava tra la vita e la morte. Ho deciso di verificare quali fossero le sue condizioni e cosa potessi fare per salvarla, ha spiegato il medico nella lunga lettera consegnata alla direzione sanitaria. Un grave pneumotorace le aveva causato il collasso del polmone. Dopo l'esame radiologico gli ha fatto un drenaggio in ospedale. Ora Atena, la gatta, sta bene e da un paio di giorni ha ripreso a zampettare nell'appartamento in cui l'uomo vive con i 2 figli, la moglie Nicoletta Spelgatti, senatrice della Lega e già prima presidente donna della Vallée. Hanno 3 cani e altri 4 gatti, tutti recuperati dalla strada e con nomi prestati dalla letteratura. C'è Behemoth, il gatto nero del maestro e Margherita, e c'è pure Dioniso che di zampe ne ha soltanto 3. L'uomo invece rischia di finire nei guai. Il primo a chiedere chiarimenti è stato un giornale locale che aveva ricevuto una segnalazione. Non ne sapevo nulla, racconta il direttore generale dell'azienda sanitaria Uberti. Ha preso carta e penna e chiesto spiegazioni al responsabile della radiologia, che a sua volta si è rivolto a Fanelli. La risposta è arrivata venerdì. Confermo la verità dei fatti, scriveva Fanelli lasciando la direzione di stucco. La gatta Atena, 2 anni, arrampicandosi sul tetto, era caduta per 6 piani, circa 20 metri. Si è fermata sulla copertura d'asfalto del negozio sottostante, dove l'uomo, sentendola miagolare, l'ha recuperata. Prima la corsa dal veterinario. Sono emerse fratture posteriori, distacco di almeno uno dei 2 polmoni, possibili lesioni degli organi interni. Di lì la scelta di usare i macchinari. Le tacche non erano in orario di servizio, gli esami programmati erano terminati, le macchine restano a disposizione per gli esami urgenti, ha ribadito l'uomo, confermando di non avere timbrato il cartellino. Ora la questione è al vaglio della commissione di disciplina. Sentiranno gli interessati, contesteranno eventuali addebiti disciplinari. C'è un tema di norme igieniche, di utilizzo delle
delle risorse pubbliche, spiega Uberti, che ha trasmesso la segnalazione anche all'autorità giudiziaria. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo. Fanelli intanto si è detto disponibile a rifondere qualsiasi danno economico. L'altro ieri è tornato in sala operatoria per trattare un aneurisma cerebrale, incassando il sostegno non solo della moglie, che dice nella vita bisogna fare le cose giuste senza pensare alle conseguenze, ma anche dei colleghi. In ospedale la missione è aiutare chi soffre. Mi spiace se ho messo in difficoltà i vertici, ma sono abituato a prendere decisioni immediate per salvare vite. Se fosse morta non me lo sarei mai perdonato. E voi che ne pensate, signori? 3406709 Io apro anche le linee per chi ci segue in diretta allo 0292947222, ma il primo commento lo chiedo proprio a chi ci ha lavorato in ospedale per qualche annetto, ovvero a Marco Grimoldi, che ho qua di fianco. Quasi 40 anni più o meno. Cavolo, netto cavolo. è passato. Cosa ti dico di questa notizia qua? Da una parte capisco il proprietario del suo gatto che l'ha visto lì così e ha cercato, perché ho letto l'articolo e tu l'hai spiegato bene, prima è andato dal veterinario e di conseguenza è un esame di coscienza che uno si fa, cioè d'altronde tu stai utilizzando materiale di un ospedale, stai utilizzando i raggi di un ospedale, però torno a ripeterti sempre, Sarà stato pulito e disinfettato ma tutto sì, quanto, ma lo immagino. fanno sempre, cioè per l'amor del cielo. Tra una seduta e l'altra lo fanno per gli uomini, immagino anche per gli animali. Certamente viene pulito. Il problema è sempre un tuo animale, e quindi io non so se accusarlo o dire ha fatto bene, è la coscienza di uno in quel momento cosa succede. E signori, e qui si apre la discussione perché sappiamo insomma che in altre occasioni ci sono stati molti che non hanno rispettato le leggi pur secondo loro di salvare vittime, scusate, di salvare vite, in questo caso vite umane. Mi viene in mente il famoso speronamento del Rachete. E allora, beh, però sentiamo le vostre voci. 0292947222. Ripeto, ho visto un po' di forum, la gran parte dei messaggi a favore di questo radiologo, che poi forse non era anche da solo, perché fare un esame del genere forse ci vuole un'altra persona. Sì, ci vuole un'altra persona, cioè assieme a lui, cioè né più né meno. Non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla se ci fosse un'altra persona. Sentiamo intanto le vostre voci. Pronto? Ciao Sammy, Nando di Pioltello. Ciao Nando. Ma guarda, i gatti sono sacri. Perfino Maometto nel Corano e negli hadith di Maometto li riconosce come bestie sacre, quindi quel medico ha fatto benissimo. E qui veniamo al capitolo Islam. Spero che Igor Iezzi e i nostri amici del Friuli e del Veneto siano in ascolto, perché vi racconto cosa ho visto io ieri mattina alle 7:50, più o meno all'ora in cui aprono le scuole elementari e medie. E mi capita almeno una volta a settimana di attraversare il quartiere Satellite passando per via Bizet, dove appunto ci sono le scuole elementari e medie. In 5 minuti che ci ho messo a attraversare la via Bizet per andare sulla Pobbiano Cavenago nella zona industriale di Cernusco, e poi al ritorno altri 5 minuti, totale 10 minuti, ho visto 6 o 7 signore e bambine dai 10 anni in su che non portavano il niqab, non portavano il burqa, portavano un normalissimo velo che gli partiva dalle sopracciglia in su, mentre dagli occhi in giù avevano la mascherina chirurgica. Quindi, caro Igor, cari amici del Veneto e del Friuli, o ci mettete anche la mascherina nella proposta di legge, o siete dei mona, dei barlafus. Basta mascherine, Sammy, basta mascherine. Ciao. Grazie caro. E sì, questa storia comunque sta cominciando a diventare pesante, soprattutto perché abbiamo letto nell'intervista con la Cisinte che molte di queste ragazze davvero non vogliono più uscire di casa senza quella mascherina. Lavaggio del cervello o reale convinzione? Scrive Carlina: settimana scorsa sono andata alla mia ex scuola a salutare i colleghi. In sala prof c'era un'alunna coperta completamente da una palandrana lunga nera, con guanti lunghi, anch'essi neri, e addirittura con il niqab. Si vedevano solo gli occhi, un piccolissimo lembo di pelle quando ha allungato il braccio.
0292947222. A voi la parola. Pronto? Buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ciao Lisetta. Allora, prima cosa auguroni al signor Grimaldi per il suo compleanno. Grimaldi. Grimaldi e compie un'età che sanno solo i cugini di campagna. Sai che roba. Ecco. Beati loro. No. Senta una cosa, volevo parlare sui dazi di Trump. Sì. Se poi vi va bene Vai. o no, sono un altro argomento. Ma certamente. Allora, secondo me il vecchio detto del chi la fa l'aspetti vale anche in campo economico, secondo me. Cioè la legge del contrappasso in economia è spietata, Dazio chiama Dazio. Allora Wall Street mi sembra molto sensibile, a qualunque oscillazione economica gliela farà pagare cara. Oltretutto alla lunga i dazi creano secondo me inflazione perché i prezzi dei prodotti aumentano non solo nei paesi colpiti ma anche verso chi ha lanciato il sasso. Insomma, questa guerra commerciale sarebbe un disastro annunciato per il mondo perché contribuirebbe a una recessione mondiale e porterebbe l'inflazione e disoccupazione. Insomma, e voglio terminare, questo prendersi a schiaffi in economia significherà solo una cosa, anzi tre: meno crescita, meno occupazione e meno benessere, e a perderci saremo noi tutti. Vi saluto e buona giornata. Grazie Lisetta. Grazie cara, chiaramente secondo me sta tirando sul prezzo Trump solo per trattare, quindi sistemare tante faccenduole che prima erano lasciate lì. Fammi vedere questa, signori, a pagina 11 del quotidiano La Stampa, ricordiamolo, c'è l'intervista con Roberto Vannacci. Musk come Leonardo da Vinci, noi patrioti lavoreremo con lui. Il mega e i contratti Starlink, la storia è fitta di intrecci tra affari e politica. Nessuna contraddizione sulle auto elettriche, per Elon sono solo business, scrive Francesco Moscatelli quest'oggi a pagina 11 della Stampa. Li abbiamo già visti, non mi preoccupano, gli stati colpiti reagiranno, scrive sui dazi. E poi il tour in Veneto, una lista? Ne parlerò con Salvini, a qualcuno ho fatto tremare la sedia sotto il sedere e chissà se Vannacci andrà oppure no a Sanremo. 0292947222. Pronto? Pronto Sammy? Buongiorno. Ciao, sono Silvio Torino. Ui. Posso fare un parallelo, mi è venuto in mente per quel gatto che il medico, senza pensarci ha fatto tutto quello che poteva fare subito per guarirlo, e non è che rischierà adesso l'accusa di peculato. Il parallelo è con il caso di cui si sta parlando, di quel libico che è stato spedito con l'aereo di Stato. Ha fatto la cosa più veloce che devono fare, visto che l'avevano liberato per sbaglio i giudici. E allora quante ciance per nulla. Grazie caro, però c'è di mezzo l'animale. Quando sono in mezzo gli animali si scatenano le situazioni più strane e ti ho detto, molti di noi e molti di voi amano più gli animali degli esseri umani e ribadisco, c'è un motivo. 0292947222. Ancora una chiamata, pronto? Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Ciao. Allora, il mantra dei musulmani e dei loro tifosi occidentali è che l'Islam è una religione di pace. Ricordiamo che nell'Islam i territori vengono divisi in due parti: il territorio dell'Islam e il territorio degli infedeli. C'è proprio una dizione in arabo tipo Dar all'Islam, eccetera. Finché il territorio è in mano all'Islam è un territorio di pace, quando invece ci sono dei territori che non sono dell'Islam, vengono combattuti. Ricordiamo anche che nell'Islam il territorio appartiene all'Islam quando viene calpestato anche da un solo fedele musulmano. Allora, rispetto a quello che accadeva fino al 1700, è il modo di conquistare i territori, e lo hanno detto chiaramente: il ventre delle loro donne, ok? Allora, fin quando loro sono in minoranza si adattano, dopodiché cominciano a imporre i loro costumi, e noi lo abbiamo già visto in Europa che cosa è successo. Basta guardare in Germania, basta guardare nelle banlieue francesi, basta guardare in Inghilterra, dove addirittura sono ammessi
accettati i tribunali islamici in Svezia, dove c'è tantissima criminalità, ma di tutto questo in Italia non si parla. Noi non stiamo imparando niente da quello che accade nel resto dell'Europa, e è giusto quello che ha detto un precedente ascoltatore: attenzione che usano qualsiasi metodo per usare le loro usanze, anche le mascherine chirurgiche. O la capiamo o verremo spazzati via, nel senso che a un certo punto, tra non più penso di 10-15 anni, loro ci imporranno i loro costumi. Grazie a tutti, ciao. Grazie. Ha ragione, perché tante cose la Lega le dice, ma non oggi. Le diceva tempo addietro a tutti, guarda dove siamo arrivati. Sì, qualcuno ha permesso che si arrivasse fino adesso, fino a questo punto. E questa cosa delle mascherine chirurgiche bisogna ritornarci però, perché uno dice ma si vede che c'è il raffreddore, però molti di questi appunto sono islamici, sono immigrati che hanno queste mascherine. Come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? Perché ce ne andiamo. Grazie al neosegretario della Lega, signori, Marco Grimoldi. Comunque la canzone dei Cugini di Campagna è 64 anni. 64 anni. 64. Cercatela, una dolcissima Sì. canzone dedicata proprio a Grimoldi, Sì, neosegretario di il paese, come si chiama? Rescaldina. Rescaldina, andate a visitare la chiesa. Venite perché faremo certe iniziative lì, siamo in minoranza, cioè nel senso siamo in opposizione, ragazzi, insomma, in battaglia. Però tramite Sammy vi faremo sentire la nostra voce. Volentieri. Grazie per il a gentile tutti. ascolto. Ciao, 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 ciao.